Una serie di iniziative sono state effettuate dalla Prefettura di Agrigento nell'ambito dei festeggiamenti per ricordare il 76° anniversario della fondazione della Repubblica. Si inizia con la giornata di sabato sera 1 giugno al Teatro Pirandello con un concerto a cura dell'orchestra del Conservatorio Musicale Toscanini di Ribera. Nel corso della cerimonia anche la consegna di 2 onorificenze ai funzionari e dirigenti della Prefettura, tra cui la signora Rossella Sallì, funzionario dell'ufficio di gabinetto della Prefettura, e al viceprefetto Giovanna Termini, vicario del prefetto, che a breve andrà in pensione, consegnate personalmente dallo stesso prefetto Rita Cocciufa, dopo la lettura delle motivazioni fatte dal vicario del prefetto, dottoressa Elisa Vaccaro. Nella mattinata del 2 giugno la deposizione della corona di alloro al monumento del Milite Ignoto presso la Villa Bonfiglio da parte del prefetto, presente anche il sindaco di Agrigento. Quindi le manifestazioni che quest'anno si sono svolte presso la piazza Vittorio Emanuele, sede tra l'altro di numerosi uffici pubblici. Si è proceduto quindi all'alzabandiera, all'esecuzione dell'inno di Mameli da parte degli studenti del liceo classico musicale Empedocle, quindi la lettura del messaggio da parte del presidente Sergio Mattarella, da parte degli alunni, la riflessione a cura degli studenti dell'Istituto Quasimodo di Agrigento, della consulta studentesca e di 2 alunni immigrati che frequentano il CPIA di Agrigento. Dell'Istituto Agrigento Centro, quindi la consegna di un'altra onorificenza all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegnata ad Alberto Bilello, dipendente del Ministero delle Politiche Agricole, originario della città di Sciacca, consegnata direttamente dal prefetto. Quindi la lettura della relazione del prefetto, che ha poi effettuato un ampio resoconto delle attività svolte dalla prefettura in un momento molto particolare, che va dalla pandemia del Covid-19 alla gestione del fenomeno dell'immigrazione, all'accoglimento dei profughi provenienti dall'Ucraina per via della guerra. Ma anche un richiamo alla necessità di affrontare questo tempo nel rispetto dei nostri valori, che sono i valori fondamentali. Ce l'ha ricordato il ragazzo senegalese, che non sono scontati. Ecco, io credo che bisogna avere fiducia, bisogna avere speranza, ma bisogna lavorare tutti insieme nel rispetto di quelle che sono le regole che devono accompagnare il nostro vivere civile. Dobbiamo avere come faro sempre la nostra Costituzione, tanto sudata, tanto veramente nata da una guerra disastrosa che ha fatto tanti milioni di vittime. Non dimentichiamole queste cose. Una festa della Repubblica corposa nei suoi trattenimenti, da ieri sera al teatro con un bel concerto, stamani la deposizione al Monumento ai Caduti, oggi in piazza Vittorio Emanuele, ma ancora non è finita perché ci sarà un'altra mostra che lei tra poco inaugurerà. Sì, adesso inauguriamo questa mostra per tutti i cittadini che la vorranno visitare, è una testimonianza storica di quello che è stato il nostro paese dal 1943 alla Repubblica, quindi è anche l'occasione per visitare il Palazzo del Governo. Diverse le personalità presenti alla cerimonia del 2 giugno in piazza Vittorio Emanuele che hanno voluto testimoniare l'importanza della festa della nascita della Repubblica, giunta alla sua 76esima edizione. Certo, la Chiesa è inserita nel tessuto sociale e questa è un'occasione per ricordare la libertà che abbiamo e quindi lo spazio per una cittadinanza attiva. Anche la Regione con il Presidente dell'Assemblea regionale presente a questa giornata? Assolutamente sì, è un dovere, è una ricorrenza importante in un momento difficile per le note vicende che riguardano l'Ucraina. Rimarcare qui la presenza anche della politica vuol dire assicurare una continuità in termini di libertà, di indipendenza e soprattutto la serenità dei siciliani. Questa sia comunque la festa della Repubblica, ma speriamo a breve la festa della pace, considerato quello che sta succedendo in Europa per ora. Siamo qui doverosamente ma con il cuore. Anche l'ANPI presente a questo evento brevemente? L'ANPI naturalmente è l'ispiratrice, il preludio con la resistenza di questa sinfonia, diciamo, che è la Costituzione, la Costituzione della Repubblica. È una festa, speriamo che si arrivi alla pace al più presto, questo è il problema vero. La festa della Repubblica va ricordata, è un momento importante
per rinsaldare i valori di una comunità che sta insieme, che cresce, che va avanti nonostante i problemi, nonostante tutto, ma una comunità che ricorda i momenti storici della sua storia. Oggi ricorre la proclamazione della Repubblica, il 2 giugno del 1946 ci fu il referendum, si passò dalla monarchia alla Repubblica, res publica, la cosa di tutti. Oggi è la dimostrazione attuale di quello che è successo tanti anni fa, dobbiamo ricordare, la memoria è il nostro futuro e oggi è anche importante perché stiamo dando un segnale serio a tutti gli agrigentini di una ripresa vera della vita sociale. Il nostro istituto è presente, è stato invitato a questa bella cerimonia, ora i miei ragazzi leggeranno degli articoli scelti dalla Costituzione e poi verranno commentati anche da loro stessi. C'è un gruppo di ragazzi che mantiene il tricolore italiano e insomma siamo qui a goderci questa bella manifestazione. Siamo qui insieme con tutti gli altri, diamo il nostro contributo a una festa che deve essere più importante di quanto noi spesso la consideriamo. Al termine della cerimonia in piazza Vittorio Emanuele, un altro momento particolarmente significativo è stato quello dell'inaugurazione delle mostre dei cimeli storico-militari, dallo sbarco in Sicilia alla Repubblica, a cura dell'associazione ASCI 1943, in collaborazione con l'associazione I Bersaglieri, la ex provincia e delle forze di polizia. La mostra sarà visionabile presso i locali della prefettura di Agrigento fino al prossimo 5 giugno. L'associazione ASCI ha 7 anni di vita sul territorio siciliano. Sono stato il fondatore assieme a quegli amici che troverete in giro vestiti d'epoca per la passione della storia. Nasce proprio per fare conoscere sia al pubblico più adulto che soprattutto ai ragazzi cos'è stato un periodo storico che ha portato la nostra nazione dalla fine della guerra alla Costituzione della Repubblica. Questo ci ha permesso, visto che la Prefettura di Agrigento aveva in mente di organizzare appunto una mostra, ci ha permesso di poterci volontariamente mettere a disposizione. È stata accettata l'idea, quindi abbiamo pensato questo, facciamo un excursus storico che va dal momento dello sbarco fino alla Costituzione della Repubblica. Effettivamente le sale sono così gestite. C'è tutta la zona dove ci troviamo che è la cosiddetta sala d'armi, dove si possono ammirare tutte le armi che sono state utilizzate durante il conflitto, sia dagli alleati che poi dall'esercito italiano, perché non dimentichiamo che poi essendo co-belligeranti avevamo bisogno anche di armamenti e divise. Non a caso troverete tra i miei componenti persone vestite con abiti e quindi divise italiane del periodo sabaudo. C'è anche qualcuno che veste inglese con il fregio, però il fregio è la bandiera italiana, proprio perché c'è stata poi questa co-belligeranza. Quindi si parte da qua, dal momento in cui c'è stato lo sbarco, i richiami li vedrete anche nelle divise che sono per tutta la mostra, per arrivare poi piano piano fino alle divise più moderne, quali sono appunto quelle delle forze dell'ordine. L'escursus storico quindi è per questo. Poi di volta in volta qualcuno chiederà notizie eccetera, ci saranno i miei, ci sarò io, darò più specifico. Abbiamo scelto questo posto emblematico, ci vuole spiegare cosa stiamo vedendo alle sue spalle? Allora, questa è una bandiera riprodotta dall'associazione della bandiera sabauda, come vedete c'è lo stemma sabauda. L'abbiamo messa esposta perché il tempo a cui mi riferivo prima, poco prima dello sbarco, la bandiera era questa, quindi da dove si può partire? Dalla bandiera italiana dell'epoca per arrivare logicamente a quella poi moderna che è quella attuale. Quindi l'abbiamo esposta anche perché per noi è un pregio in quanto è tutta ricamata e è stata fatta a suo tempo dall'associazione e non poteva non mancare.